Un brutto voto a scuola, il rimprovero dei genitori e la decisione di scappare di casa. Protagonisti i due ragazzini di 13 anni, italiani di seconda generazione, che hanno fatto perdere le loro tracce dal pomeriggio di venerdì. Sprovvisti di cellulari, i genitori li hanno aspettati fino a sera inoltrata e non vedendoli rincasare nella notte hanno lanciato l'allarme ai carabinieri. Verso le 4:30 mi hanno avvisato i carabinieri appunto di questa scomparsa, mi hanno detto che sarebbero arrivati a breve i vigili del fuoco e quindi presso il municipio di Paderno è stato allestito tutto, ho allertato la protezione civile che nel frattempo è stata attivata anche dalla prefettura e la macchina delle ricerche si è messa in moto. Protezione civile, vigili del fuoco, soccorso alpino, volontari dell'AVAB e polizia locale già dalle prime ore del mattino al lavoro per istituire le squadre di ricerca partite intorno alle 6. Allestita anche l'unità di comando locale dei vigili del fuoco. A Pieve del Grappa, dopo la scomparsa nel 2022 di Valeria Rosato, di 88 anni, non si è voluto perdere nessun minuto prezioso per avviare le ricerche. Sono passata ovviamente dalle 4 quando sono uscita di casa ho iniziato a guardare in giro muovendomi con l'auto e siccome dovevo andare in comune verso le 8 sono passata e guardando in piazza ho visto i due ragazzini che stavano tranquillamente passeggiando qui davanti, quindi li ho fermati e grazie all'aiuto di un amico Stefano che era appunto in piazza gli ho fatto segno di aiutarmi nel caso in cui volessero magari scappare. In realtà non si sono mossi proprio perché non capivano cosa stava succedendo. Erano infangati, stanchi, però molto stupiti, non capivano perché io li avessi fermati, perché poi arrivassero i carabinieri, cosa stesse succedendo, quello non gli era ancora chiaro. Spaesati, i due tredicenni hanno giustificato la bravata per i rimproveri della famiglia di uno dei due per non aver studiato abbastanza e aver preso un brutto voto a scuola. La volontà di scappare di casa appoggiata dal migliore amico e così la fuga. Il sospiro di sollievo dei genitori e dell'intera comunità dopo il ritrovamento dei ragazzi. La solitudine di questi giovani che probabilmente non hanno più adulti di riferimento, non hanno più persone a cui magari affidare le loro criticità, le loro problematiche, quindi a volte si trovano da soli a dover gestire questa cosa e come adulti dobbiamo interrogarci su che cosa è giusto fare.